E Michele Tomasella, Aquile dal Friul, ben ritrovato Tomasella. Allora, abbiamo parlato questa sera di tanti argomenti, tra i quali la Camera di Commercio, abbiamo parlato appunto di utili, province, ma se io le chiedo ristrutturare l'ordinamento della nostra regione, com'è possibile se si deve andare in questa direzione? Salve direttore, ci ricordiamo tutti con una certa malinconia, anche devo dire, quelle che erano le nostre care vecchie province, Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste. Dico ci ricordiamo perché oggi purtroppo non esistono più. La nostra è l'unica regione in Italia che è sprovvista di province, questo grazie al fatto che nel 2014, se non erro, l'allora governo regionale, devo dire anche su spinta di Roma, che evidentemente ha preso la nostra regione come cavia da sperimentare, ha legiferato l'abolizione delle province per lasciare spazio alle famigerate UTI, le unioni territoriali intercomunali, che sono state pensate come agglomerati, fusioni forzate di più comuni, 5, 6, 7, 8 comuni, fusioni anche geograficamente talvolta studiate abbastanza male, ma soprattutto fusioni tra comuni che molto spesso avevano e hanno dei tessuti socio-economici culturali differenti tra di loro. Diciamo che con l'attuale invece governo regionale si sta cercando di modificare questa legge. Naturalmente questa modifica prevederebbe la creazione di massimo 4-5 macro UTI, sempre di UTI si parla, che ricalcherebbero geograficamente più o meno quelli che erano i vecchi confini provinciali. Noi di Aquile riteniamo che questo sia sì un limare un problema, ma non un risolverlo del tutto. La nostra proposta a questo importantissimo tema è molto semplice, è una proposta che in realtà qualche anno fa, anzi molti anni fa, è stata già avanzata dal Movimento Friuli, ovvero quella di istituire solamente due unità territoriali ben distinte e ben autonome, due unità territoriali che abbiano lo stesso peso specifico, soprattutto per quanto riguarda le risorse economiche, due unità territoriali che non si prevalicano l'una con l'altra e che non soccombono l'una rispetto all'altra. Il nostro sistema è analogo a quello, sarebbe analogo a quello della regione Trentino-Alto Adige, laddove ci sono due province autonome ben distinte, laddove al Consiglio regionale esponenti in egual numero di entrambe le province si incontrano unitamente ai loro presidenti di provincia per legiferare in materia regionale. Questo è il nostro sistema, questo è quello che noi vorremmo proporre a questa regione, ed è per questo che Aquile si farà promotrice di un referendum, qui lo annuncio, già quest'estate chiederemo i consensi ai cittadini per indire un referendum il quale quesito appunto sarà la volontà di costituire due unità territoriali ben distinte, Friuli e Trieste. Questo è il nostro scopo. Due unità territoriali distinte che anche geograficamente ricalcherebbero quelle che storicamente sono le due culture principali di questa regione, quella friulana e quella giuliana. Terremo naturalmente rendicontate le nostre attività anche e soprattutto attraverso il suo TG e la sua emittente su banchetti raccolta firme, piuttosto che convegni, piuttosto che incontri. Anche perché insomma, qui lo dico e qui non lo nego, Aquile del Friul proprio dall'inizio del mese prossimo partirà con un programma dedicato serale. Sarà un viaggio itinerante appunto nella storia del Friuli, ma soprattutto anche si parlerà di politica dal punto di vista appunto regionale, non soltanto quello. Una bella iniziativa insomma curata da Michele Tomasella, ma anche da Gigi Gambellini. Grazie ancora. Grazie a voi. Michele Tomasella per essere stato in nostra compagnia. Aquile dal Friuli ci vedremo la settimana prossima. Adesso parliamo di stranieri.